a quest'ultimo appuntamento con la 16ª edizione di Mille Voci. Un percorso bellissimo, accompagnata da tantissimi artisti. È stato veramente un'edizione favolosa, soprattutto difficilissima, quindi gridiamo vittoria per essere riusciti ad arrivare all'ultima puntata! In compagnia quest'anno del mio caro amico, ormai maestro, Alessandro Alessandro! Questa so che ti piace particolarmente. Mamma mia, è stato veramente un percorso difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ormai avete imparato a conoscere il nostro maestro Alessandro. Lui ha fatto tantissima televisione, ha fatto televisione con Marta Flavi, ha fatto televisione con Maurizio Costanzo. Musichetta? Al posto di Franco Bragardi, che saluto da qua giù. Assolutamente, e poi ha fatto tantissimo piano bar, lui ha suonato con tante orchestre, un musicista, un insegnante, e questa volta puoi aggiungere al tuo curriculum questa grande partecipazione a Mille Voci. Grazie al maestro Alessandro. Però maestro, come vedi, tu questa scena l'hai già vista, è come un déjà vu. Mi levo dal piano. È bravissimo. Devi lasciare il posto al pianoforte, perché abbiamo avuto modo di averli ospiti in questa edizione di Mille Voci con enorme piacere. Anche loro hanno fatto un viaggio faticoso per essere qui con noi anche oggi in quest'ultima puntata. Sono felicissima di ospitare i Santo California. Ecco, accomodatevi. Pietro, mi avvicino a te. Mentre prendete posizione qui nello studio con i tuoi musicisti. Li presenti? Sì, dunque alla chitarra basso c'è Mimmo Aiello, storico di Santo California. Poi c'è alla chitarra elettrica solista Ninni Gibboni, proviene da una famiglia di musicisti. Alla batteria Donato Farina. Ed infine ci sono io, Pietro, e il nostro Paolo Paolo Barbella. Grazie. Noi abbiamo avuto io ho avuto un grande onore e una grande gioia, che è stata quella di cantare insieme a voi in un Daphne and Friends. Sì. Ma è una bellissima versione, ha delle visualizzazioni su YouTube che vi racconto, uno spettacolo, sta andando benissimo, quindi vuol dire che è una versione che piace molto, arrivano tanti commenti positivi, quindi grazie di avermi dato questa occasione di duettare con voi. Grazie a te, sei rimasta nella storia, Sono rimasta nella storia, grazie ai Santo, grazie ai Santo California. Quindi abbiamo cantato insieme, duettato insieme questo vostro grande successo che è Tornerò, che vi ha fatto diventare famosi in tutto il mondo. Questa canzone ha vinto premi, una cosa... Sono ormai tanti anni che gira il mondo ancora e ci sono 120 versioni di questa canzone in tutte le lingue. E oggi ne ascolteremo una in particolare di versione, questo è stato diciamo, abbiamo sempre proposto Tornerò in italiano dappertutto. Tutti volevano Tornerò in italiano originale. Noi questa volta Gianni ci ha dato il permesso di farla in lingua diversa, allora, anche per rendere omaggio al Brasile, perché lui so che questa trasmissione va in tutto il mondo. Vero, assolutamente. L'abbiamo fatta in spagnolo. Ci tentiamo quindi di proporla in spagnolo, questa lingua comunque internazionale. Comunque internazionale, la lingua più parlata al mondo. E così vediamo i Santo California in altre vesti, ecco un po'. Allora, i Santo come si dice tornerò in spagnolo? Volveré. Quindi i Santo California in Volveré.
y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, guarda vida mía, la fuerza a mis días, con tu amor volverás, Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame. Volveré. Piensa en mí siempre así. El tiempo pasará. Guarda vida mía, amor mío, amor, la fuerza a mis días. Un año no es un siglo así. Tu amor volveré. Piensa en mí siempre así. Volveré. Sei la vita mia, quanta nostalgia. Grazie, bellissima, bellissima. Grazie. Anche in spagnolo. Questa è proprio una canzone stupenda in assoluto, quindi Sì. grazie ai Grazie. Santo California di essere stati con noi in quest'ultima puntata di Mille Voci. Turco, Grazie a tutti, chiedo scusa, dimmi. Daphne, volevo ringraziare anche Gianni che ha fatto tanto per continuare questa bellissima programmazione che va in tutto il mondo. Quindi grazie a lui se siamo qui noi e tutti gli altri artisti che si esibiranno, si sono esibiti questa sera. Ciao Gianni, grazie. Un grazie e un saluto a Gianni Turco. Turco, mi serve una pausetta. Prendiamoci un caffè con Gabriele Marconi, ok? Noi che siamo cresciuti senza aver mai fumato nulla e l'unica droga che assumevamo era il pallone. Solo per quello dicevamo, dai, fammi fa un tiro. Sono tornata da questa pausa caffè e ho incontrato un grande amico di Mille Voci, Franco Fasano. Tornerò, non è possibile restare senza te. Oh, che carino! No, Ma io noi... mi sono tolto questa soddisfazione perché io con la mia prima band, La Bella Età, non sai che successo facevamo con questa canzone. Correva l'anno 1975 ed eccoci qui nel 2020. Grazie ragazzi.
Una grande emozione avervi qui insieme in questa occasione. Franco, io ti ho conosciuto nel corso di questa edizione, sono rimasta veramente impressionata piacevolmente dalla tua eleganza, dal tuo modo così di cantare così romantico. Io ti conoscevo come autore, perché tu hai scritto delle canzoni che sono diventate famosissime, no? Conosciute in tutta Italia, in tutto il mondo, tradotte, perché hai scritto per dei grandi cantanti che poi hanno rese famose queste tue canzoni. Ma ho sentito cantarle anche da te ed è stata veramente una grande sorpresa, mi sei piaciuto tantissimo, quindi grazie di averci dato questa opportunità anche quest'anno in questa edizione di Mille Voci. Quindi io adesso me ne vado, ti lascio con questo pianoforte, che tu sei un bravissimo musicista oltretutto, quindi ci regali tu una chicca, no? Un medley delle tue canzoni, dei tuoi successi, fai quello che vuoi perché qui sei il padrone. Franco Fasano! Allora, hai detto regali. Allora volo con la fantasia e siccome quest'anno sono la 16ª edizione di Mille Voci, io voglio dire che 16 anni fa sono tornato a diventare papà. Avevo un figlio, Emanuele, che adesso ha 26 anni, ma una figlia di 16 anni ed è nata con Mille Voci. Allora faccio un midro delle canzoni che piacciono di più a tutti e due i miei figli. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio tu non ci sarai. Regalami se vuoi i giochi della sera, i tuoi momenti in fiore, la tua serenità. Quegli occhi così grandi da fare invidia al cielo e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso per le mie notti insonni, per quando farà buio, se tu non ci sarai. Nell'altra puntata avevamo raccontato che a un certo punto io ho cominciato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro. Questa è la prima. Cos'è una goccia d'acqua se pensi al mare? Un seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada. Che cos'è? Il passo di un bambino, una nota sola, un segno sopra un rigo, una parola. Qualcuno dice un niente, ma non è vero, perché lo sai, perché lo sai. Goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va lontano, una parola appena ed ecco una canzone, da un ciao detto per caso un'amicizia nuova. E se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro, e ognuno può cantare anche se stonato, dal niente nasce niente, questo sì. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme, da niente nasce niente, questo sì, da niente nasce niente, questo sì, da niente nasce niente, questo
questo sì, dal niente nasce niente. Tutto qui. Questa invece si intitola per me e per Berlincioni, che ha scritto questa lettera, Le ultime tre cose, ma voi non l'avete conosciuta con questo titolo. Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere. Così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Ma quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò di me, ti lascerò le ultime tre cose, queste parole, un bene immenso ed il mio nome. Puoi sceglierne una sola, o se tu vuoi nessuna, almeno non dimenticarmi mai. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno. Amor, io amo. Solamente tu, non aver paura, non sarai più sola. Amor, amor, io amo. Solamente tu, non aver paura, non sarai più sola. Io amo, amo, io amo, Io amo. Io amo.
che momento magico! È stato bellissimo averti qui, soprattutto in quest'ultima puntata, veramente ci hai onorato, è stato un momento bellissimo. Grazie Franco Fasano! Grazie, ciao. Turco mio, tu devi darmi 2 minuti per riprendermi, ti prego. Prendiamo un caffè, però Turco, alla fine di questa puntata se embriaghiamo. Basta con sti caffè, andiamoci giù duro, va bene? Una pausa caffè. La timidezza fa crescere più lentamente. Mi ricordo quando ero adolescente, ero molto timido. Ma ero così timido che il primo bacio a una ragazza lo diedi molto tardi. Erano quasi le 2 di notte. Bentornati dopo questa breve pausa caffè. Io ho avuto la fortuna immensa di fare un duetto con Michele. Lo abbiamo presentato nel nostro Daphne and Friends. Sono io fortunato. Ho scritto questa canzone e ho potuto cantarla con te. Ecco, io adesso non ci riesco a cantare. Il nostro omaggio a questa canzone di Michele, Ho bisogno d'amore. Soli, non succede quasi mai. Questa vita folle corre come il vento, scolora sentimento. Soli, questa sera soli noi. Dai, l'occasione unica, metti un po' di musica, poi scordiamo tutti qua. Da quanto tempo oramai non dici che mi vuoi. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì tra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore morire dentro di te. Soli, 2 ragazzi adulti ormai, qui a sfogliare nomi e facce di chi amiamo, coi sogni in agguato. Soli, non ne approfittiamo mai. Sai che per me sei l'unica, che per me sei splendida. Spegni qualche luce e poi tienimi stretto così e dillo che mi vuoi. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì tra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore morire dentro di te.
di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì fra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore e morire dentro di te. È difficile trovare la moglie giusta per tutta la vita. Per esempio, non bisognerebbe mai sposarsi con una dietologa. Non aspetta il divorzio per chiederti gli alimenti. Te li toglie prima. Gianluca Buratti e i Seven Hills. Bravissima. Ho studiato perché loro sono stati già ospiti nel corso di questa edizione di Mille Voci e quindi con grande piacere li riospitiamo proprio prima di arrivare alla conclusione di questa edizione. Seven Hills, mi hai detto l'altra volta, era per i sette colli. I sette colli, quindi certo. Voi siete un coro romano. Assolutamente romanissimo. Romanissimo, quindi Seven Hills è stato proprio per la... L'hanno scelto loro poi, quindi... E deve essere stata una scelta ardua. Quanti siete? In organico siamo quasi 50, stasera ovviamente una rappresentanza. Ridotta, che nonostante la versione ridotta, loro sono proprio tanti, quindi purtroppo ci ritroviamo con questa normativa del distanziamento e quindi faranno l'enorme fatica, quindi io vi ringrazio veramente tanto, di cantare con la mascherina. Quindi grazie veramente per questo impegno e per questo sforzo. Grazie a voi. Gianluca, qui. Cosa ci cantate? Cantiamo una lode, il titolo è We Worship You, Bene. che significa noi ti lodiamo. Noi ti lodiamo, uno dei pochi cori gospel che riescono anche a resistere nel nostro paese, perché è pure difficile mettere insieme tante teste e tante voci, quindi veramente tanti complimenti. Gianluca, Grazie. ce lo siamo già detti che noi dobbiamo studiare il modo di fare una cosetta insieme. Abbiamo una promessa. Da mantenere. Bene, i nostri Seven Hills con We Worship You. Grazie. All of the glory
Seven Hills, grazie. Siamo riusciti a strapparle la promessa di tornare a trovarci e lei, che è donna di parola, ha mantenuto questa promessa e quindi noi abbiamo il piacere di riavere qui tra noi Vilma Goic. Avvertitemi perché mi devo riassettare un attimo. Stai benissimo, capito? benissimo. Mi devo un attimo tirare giù la casacca, no? Buonasera, splendida. come state? Buonasera, ben trovata, ben tornata, grazie di essere tornata a trovarci in questa edizione. Sì, non vi ci abituate, però. Aia, hai sentito Turco? Questa mi puzza di minaccia. Non vi ci no, caro Turco, no? questo è un regalo per te, sia ben chiaro. Ecco, e allora pensaci e fagli questo regalo anche la prossima volta. Ah, vedremo, ci sentiremo. Ci sentiremo. Okay. Allora, Vilma, cosa ci canti? Devo presentare per forza o posso cantare? No, puoi cantare direttamente, secondo me la riconosceremo un po' tutti, perché i tuoi sono solo grandi successi, quindi cantiamo con te, ti accompagniamo, la nostra Vilma Goic. Ho cercato invano e tu lo sai di dirti ciò che sento in cuore, ma indifferente non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici han detto a me che sono pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi personalità, una personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te. Possiedi personalità, una personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza io son di te. Ho cercato invano e tu lo sai di dirti ciò che sento in cuore, ma indifferente non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici han detto a me che sono pazza son di te. Il fatto è che tu possiedi personalità, personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mi hai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te. Possiedi personalità, una personalità dolce, personalità ridi, personalità guardi, personalità baci, personalità. Per questo mi hai rubato il cuore, è vero, son pazza d'amor per te. Mi piaci, lo dico ancora, pazza io son di te, pazza io son di te, pazza io son di te. E noi siamo pazzi di Vilma Goic. A chi tocca? Ormai è un giochetto questo. A chi tocca? A chi tocca? A chi tocca? Dai. A nessuno. Ma guarda che sei forte. Nessuno, ti giuro, nessuno. Canta. Canta, non benissimo, canto questa canta. però canto, così ti sta bene. Anzi, sai che faccio? Visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione 2020, ti faccio una dichiarazione. Caspita. Dopo ben 14 puntate, Ebbene?
Ho capito che ti amo. No, Alessà, non è così, non ci crede, ma il titolo della canzone è proprio questo. Ho capito che ti amo, un brano molto veramente bellissimo di Luigi Tenco, un'altra delle sfide di quest'anno voluta da Gianni Turco, accompagnata nelle coreografie da Fabrizio Musilli e Federica Chicchiricò. Ho capito, non ci provare. No. Ho capito che ti amo. E io non ci provo. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi, e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarai più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Grazie Fabrizio, grazie Federica, grazie a tutti voi. Beh, forse abbiamo vinto anche questa di sfida, Turco, dai. Allora, un grande ritorno, un graditissimo ritorno in questa edizione di Mille Voci. Dico sempre, lui è il maestro, io l'allieva, perché lui ha presentato più edizioni di Mille Voci di me, Gianni Nazzaro! Ecco Gianni, non me ne parlare. Di che? Delle presentazioni di Mille Voci? No, non me ne parlare. Stamattina al bar, mentre facevo colazione, no? Ho visto una scena incredibile, un signore che stava bevendo una birra, quando ad un tratto arriva alle sue spalle un altro signore, gli prende la birra, se la tracanna, e questo dice: ehi, dice niente, mi sono bevuta la birra tu. Ma come la birra mia? Tu non hai idea di in che situazione mi trovo. Mi hanno licenziato, dormo in macchina, non mi fanno vedere i figli, mia moglie mi ha separato, mi ha lasciato. Io mi voglio ammazzare. Ho preso la pistola di mio cognato e si è inceppata. Ho preso una fune, l'ho attaccata alla trave, e si è spazzata la fune. Ho messo l'arsenico nella birra, arrivi tu. Non ci posso credere, ma io ti stavo seguendo, convinta che fosse una storia vera. Ma guarda, Gianni Nazzaro è incredibile da questo punto di vista, veramente. Lui è un amante, ho scoperto, è un amante degli aforismi, quindi ogni tanto dice una
sua chicca, no? Quindi adesso abbiamo anche scoperto che sai raccontare così bene le barzellette. Complimenti, complimenti. Si diverte il nostro Gianni e fa divertire anche noi. Gianni, ci canti una canzone veramente molto bella, molto romantica. Una fiaba per adulti. Una fiaba per adulti. Una fiaba per adulti. Anche gli adulti hanno le loro fiabe. Ma sai che ti dico che secondo me se gli adulti ritornassero a leggere anche le fiabe per i bambini, forse questo mondo sarebbe migliore, perché sono le fiabe, queste storie nelle quali si parla di bei sentimenti. Invece ultimamente non facciamo altro che sentire parlare di tristezza, di malattie, di guerre, di disastri, quindi invece forse sarebbe proprio bene ritagliarsi un po' di spazio per le favole. E noi qui lo facciamo insieme a un grande artista. Ci ritagliamo questo spazio insieme a Gianni Nazzaro, al Delfino e alla Rosa. C'era un delfino che aveva le ali fatte con vecchi giornali. Chiese a un gabbiano con barba ed occhiali come poteva volare. Il vecchio uccello planò tra le pinne, poi visitò la sua pelle, lesse una storia tra un canto e un'attesa di come nacque una rosa. In un giardino che il tempo ignorò c'era una sposa che amava il suo re, ma un bel giorno venne odio, il viso mostrò, lei se ne innamorò. Così l'amore col seme di guerra si rotolò sulla terra, mentre bruciavano boschi e castelli, si combatté tra fratelli. Il nostro principe nella follia seguì la sua gelosia, prese la spada che cadde confusa nel cuore della sua sposa. In un giardino che il tempo ignorò, un ramoscello dal sangue spuntò. Ogni spina fu un tormento, il cielo sbiancò, poi rosa diventò. Prima che l'uomo distrugga ogni cosa, devo trovare la rosa, disse il delfino al gabbiano tremante. Fammi volare all'istante, devo portarla ai signori del mondo. Lei canterà il suo racconto. Ma che meraviglia! Stupenda Gianni, stupenda, veramente una grande canzone, una bellissima interpretazione. Grazie.
Grazie di essere tornato a Mille Voci, di essere stato con noi in questa edizione. È stato veramente, veramente importante per noi, anche per Gianni Turco, che ha insistito tanto per averti in questa edizione, quindi siamo veramente tutti contenti e onorati. Auguri per tutto, Gianni, per tutto. Che bello. È una grande emozione per me poi ritrovarmi insieme a questi artisti così importanti, così bravi, quindi veramente un grande momento. Voglio chiarire questa cosa perché è giusto che voi capiate con chi avete a che fare. Un documento ufficiale attesta che io sono molto intelligente, molto bello, molto simpatico e molto umile. Di che documento si tratta? Autocertificazione. Alessandro, sto per darti una notizia tristissima. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa 16ª edizione di Mille Voci. I ringraziamenti, è stata un'edizione difficile, impegnativa. Il momento che stiamo passando in Italia, nel mondo, è veramente un periodo impegnativo. Questa pandemia ha messo a dura prova la nostra resilienza. Per Mille Voci è stato un anno ancora più difficile perché il nostro Gianni Turco è stato operato, ha rischiato la vita, lo possiamo dire adesso che siamo arrivati alla fine di questa edizione, e credo che sia stato il pensiero di fare Mille Voci a tenerlo su col morale. Quindi bravo Gianni e grazie. Complimenti Gianni, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di queste 15 puntate di Mille Voci. Ringraziamo tutto lo studio che ci ha ospitato, la Gold TV, i fratelli Sciscione, tutti i loro collaboratori, i tuoi collaboratori, i tecnici qui in studio, i cameraman, Emanuele che ci ha aiutato, tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione. Spero di non dimenticare nessuno. Voglio ringraziare tutti gli artisti che si sono avvicendati in queste puntate e anche salutare tutti quelli che non hanno potuto partecipare proprio a causa della malattia, del Covid, dell'isolamento, quindi dei viaggi che sono diventati difficili. Quindi voglio salutare anche tutti loro e dare a tutti quelli che si sono esibiti, a tutti coloro che non sono potuti essere con noi, l'appuntamento alla prossima edizione. Ringrazio tantissimo il mio compagno di viaggio Alessandro, sei stato veramente grazie a te. Impagabile. Grazie. Impagabile, è stato veramente un piacere conoscerti, sei stato veramente un bravissimo compagno perché sei riuscito veramente a seguire le vicende delle nostre puntate sempre con i tuoi interventi azzeccati, puntuali, quindi grazie di essere stato con noi. Vuol dire vivere con la trasmissione. Assolutamente, ne sei stato capace. Grazie Alessandro. Penso di aver ringraziato tutti, ringrazio chi mi ha aiutato, Trucco, la mia truccatrice Roberta che è fantastica, e ringrazio il corpo di ballo. No. Dimenticate qualcuno. Chi ho dimenticato? Dimmi. Te. Mi autoringrazio. Grazie. Mi ringrazio. Sei stata magnifica, sei stata perfetta, sei stata in sintonia e sincronizzata, specialmente sincronizzata, perché senza la sincronia questo spettacolo sarebbe una cosa shue, diciamo a Napoli. E invece questa volta, Turco, dai che ci siamo impegnati, siamo riusciti a fare una bella cosa, dai, difficile. Su. Alcuni artisti non sono potuti venire, ma torneranno nella prossima edizione, anche qualche emergente. Il Covid ha fatto una strage, noi siamo stati superstiti, siamo stati anche tanto coraggiosi, siamo riusciti a realizzare anche quest'anno il prodotto a cui teniamo molto. Un'edizione miracolosa! Sì. È un miracolo se siamo riusciti a fare Mille Voci quest'anno e ad arrivare fin qui, quindi grazie Gianni per avermi dato l'opportunità di condurre questa edizione di Mille Voci. Sono contenta se ti sono piaciuta, se è andata bene, insomma alla fine sembra che abbiamo fatto veramente una buona cosa. Ed ora vorrei ringraziare il corpo di ballo
della Lucy Dance, quindi vorrei ringraziare Lucia Latini, Gianni Teofani, Francesca e Federica Teofani. Loro sono state il corpo di ballo che ha fatto la sigla iniziale che avete ormai imparato tutti, la sigla iniziale di Mille Voci, e adesso mi accompagneranno in questo finale di trasmissione, in quest'ultima canzone che è stata quella con la quale ho aperto il mio ultimo Daphne and Friends, ed è un grande piacere chiudere questa edizione di Mille Voci con questa canzone. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Siamo tutti un po' figli delle stelle. Riflessi sulle onde scivoliamo, come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazzo, ciao, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo
l'ultima volta, rimanete con me, ma questa volta ti dico io come la facciamo. Basta. Per l'ultima volta e senza scarpe, senza tacchi, insieme a me, sigla!